bambini sono cresciuti con il vanto dell'utilizzo del catalano, non con la vergogna dell'utilizzo stesso, è chiaro che è cambiato il paradigma, è cambiato il trend, è diventato un elemento di orgoglio da valorizzare, da tutelare, piuttosto che una roba così, come purtroppo temo che tu abbia ragione, viene ancora oggi percepita in Sardegna. Sì, c'è ancora molta gente che non ha neanche la cognizione che il sardo sia una lingua e dice ancora non parlare in dialetto perché se parli in dialetto sei rozzo, non ti capisce nessuno, non ti serve a niente. Ecco, questo è il problema. Cioè, bisognerebbe cercare di capire che un investimento sull'identità, sulla nostra storia, sulla nostra cultura, può avere una forte ricaduta economica, anche perché noi non dobbiamo dimenticare che l'aver abbandonato, come dire, il nostro modo di pensare, il nostro pensare in sardo, forse è stato anche un elemento che ha contribuito al fatto che ci sono state imposte delle scelte economiche che sono pensate al di fuori della Sardegna, ad interesse estraneo a quello dei sardi e che hanno messo dei modelli che erano chiaramente non potevano andare avanti e infatti sono falliti. Per esempio la grande industrializzazione o le fabbriche che hanno portato inquinamento e malattie, perché se pensiamo ai tassi, io sono un medico, quindi so benissimo, ho lavorato 16 anni all'ospedale di Carbonia e so benissimo che in quei comuni hanno dei tassi di tumori e di leucemie nettamente superiori ad altre zone, perché hanno tutta l'industrializzazione che ha praticamente distrutto il territorio e poi alla fine è fallito e adesso sono tutte chiuse o in via di chiusura. Ecco, io dico, se i sardi avessero invece rifiutato un modello culturale ed economico che veniva da fuori, per cercare di indirizzare lo sviluppo economico in modo che fosse rispettoso sia della nostra identità dal punto di vista culturale, e quindi qui si innesta la questione dei beni culturali, il recupero e la valorizzazione, perché ormai non c'è. Tu giustamente hai detto lo spopolamento dei piccoli comuni dell'interno, ma oggi noi sappiamo, almeno quelli che se ne interessano sanno, che forse non esiste comune che non abbia un giacimento archeologico di un qualche interesse. Quindi per esempio il turismo potrebbe essere, se studiato meglio, esteso anche fuori dalla classica stagione di 3 mesi. Ecco, io penso che un recupero dell'identità, che per forza di cose deve passare anche attraverso la lingua, possa essere utile anche per cercare di ritirare su le condizioni economiche della Sardegna e forse quelle dell'interno in modo anche più evidente. È chiaro che la scuola, giustamente tu hai detto, è logico, uno che è abituato a pensare che il sardo è rozzo, che non serve a niente, che ti dà uno svantaggio nei confronti di chi invece sa parlare bene l'italiano, come può avere, come dire, un input per cercare di cambiare idea? La scuola è un elemento assolutamente importantissimo, perché quello che si fa a scuola notoriamente è qualcosa di importante. Quindi se il sardo riuscisse a entrare a scuola in modo sistematico, probabilmente anche tutta la società comincerebbe a cambiare l'atteggiamento nei confronti del sardo. I mezzi di comunicazione, la TV. Prima dei mezzi di comunicazione c'è un nodo centrale lì, cioè obbligatorietà o no? Allora, questo è un problema, perché chiaramente chi può imporre un'obbligatorietà? Cioè, chiaramente noi siamo una regione pur autonoma, ma in uno Stato che ha le sue leggi, cioè i suoi programmi ministeriali, però la regione, secondo me, potrebbe avere un grosso margine di manovra nel, come dire, incentivando quel monte ore che possono essere utilizzate in modo autonomo dalle scuole.
Ecco, però lì si dovrebbe investire fare un grosso sforzo di investimento anche finanziario per la formazione di quelli che dovrebbero insegnare il sardo. Cioè già in molte scuole ci sono tanti insegnanti che conoscono il sardo, lo parlano abitualmente, e molti anche che lo hanno utilizzato con i bambini, con i ragazzi, cioè con la loro pura buona volontà e per il loro interesse personale. Ecco, questi insegnanti dovrebbero essere messi tutti nella condizione di poter lavorare in modo sistematico, e soprattutto si dovrebbe dare la possibilità anche a tutte quelle scuole che magari non hanno degli insegnanti particolarmente interessati alla questione, che possano invece iniziare un lavoro di questo tipo. Non dimentichiamo che la legge 482 sancisce che i genitori hanno il diritto di chiedere per i loro figli una istruzione che preveda l'uso anche veicolare, non solo l'insegnamento del sardo, ma l'insegnamento in sardo delle materie, considerando il sardo come una delle lingue tutelate appunto dalla legge sulle minoranze linguistiche. Nessuna scuola, penso, o pochissime scuole dove magari c'era qualche preside o qualche insegnante interessato, si è preoccupato, per esempio all'inizio dell'anno, di far compilare il modulo che è previsto dalla legge, in cui i genitori possono chiedere l'istruzione in sardo. E quindi da questo punto di vista si è fatto pochissimo e si deve fare tanto.